Cari amiche e cari amici, cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati per un nuovo speciale dedicato ai viaggi della diocesi di Vittorio Veneto che hanno coinvolto i giovani della diocesi per delle esperienze molto forti, esperienze formative in quest'estate 2025. Siamo giunti all'ultima puntata di questi nostri speciali, queste trasmissioni realizzate in collaborazione con la pastorale giovanile della diocesi di Vittorio Veneto, con Caritas Vittorio Veneto e con il centro missionario diocesano. Oggi vi porteremo in Perù. Il viaggio in Perù si è concluso qualche giorno fa, qualche settimana fa ormai. Non c'è stato possibile per una mancanza proprio di una connessione stabile, quindi non siamo riusciti a fare un collegamento in diretta, ma i nostri amici hanno voluto realizzare dei video proprio in loco durante il viaggio che ci regalano nel corso di questa puntata. L'accompagnatore era Don Lorenzo Barbieri, responsabile della pastorale giovanile della diocesi di Vittorio Veneto, che sentiremo nel corso di questo reportage, quindi io direi di lasciare spazio alle immagini che ci raccontano appunto questo viaggio in Perù. Cara Tenda TV, questo è il gruppo del Perù. Hola, 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 hola. Hola! Ciao, siamo Sofia Ed Elisa. Il nostro gruppo è partito il 6 agosto e dopo 3 giorni di viaggio siamo arrivati qui a Huacrachuco, nella parrocchia di Don Damiano Boffo, con l'operazione Mato Grosso. Questa è la nostra parrocchia e ogni giorno ospita una trentina di persone bisognose per offrire loro colazione e pranzo. Questo dove ci troviamo in questo momento è il comedor, un grande salone nel quale abbiamo condiviso i pasti insieme e dove mangia chiunque ha bisogno e bussa alla porta. Adesso vorremmo un po' raccontarvi quello che abbiamo vissuto durante questa settimana. Abbiamo conosciuto diverse famiglie della parrocchia e fatto per loro diverse attività, diversi lavori, tra cui la raccolta del frumento e dell'orzo che abbiamo fatto senza macchinari perché eravamo in pendenza, eravamo in montagna a 3500 metri. La preparazione di un campo per la semina delle patate, picconando le zolle di terra più grandi. E poi anche il taglio della legna, abbiamo tagliato la legna di eucalipto per una coppia di anziani che utilizzava la legna che abbiamo tagliato per cucinare, perché qui la pentola viene messa direttamente sul fuoco, quindi era fondamentale, era molto importante. E ogni famiglia che siamo andati a visitare, ad ogni famiglia abbiamo portato dei viveri, tra cui riso, pasta e soprattutto zucchero. Svolgere questa attività e aiutare le persone più bisognose non è sempre stato facile né fisicamente ma soprattutto emotivamente, soprattutto perché qui ci siamo scontrati con una realtà molto diversa dalla nostra, nella quale la povertà ci ha colpito in modo molto profondo. Ad esempio lunedì siamo stati accolti da questa coppia di anziani che vive in una casa molto piccola costruita con fango, con il tetto in lamiera. Nonostante ciò ci è riuscita ad accogliere in modo molto caloroso e condividendo con noi quello che è il cibo tipico del Perù e la tradizione. Oltre ad aiutare le persone bisognose svolgendo questa attività, qui nella parrocchia di Huacrachuco abbiamo passato molto tempo anche in oratorio insieme ai bambini e ai ragazzi. In particolare il giovedì pomeriggio si svolge il doposcuola, quindi un momento durante il quale i ragazzi e i bambini svolgono attività scolastiche
riguardanti gli argomenti che sono stati affrontati in classe precedentemente. Questo momento è molto importante perché in questo paese il livello di istruzione molto spesso è carente, perciò è fondamentale dedicare del tempo anche all'istruzione e allo svolgimento di queste attività. Un altro momento importante è l'oratorio che si svolge ogni domenica qui nella parrocchia di Huacrachuco. La mattina i ragazzi partecipano insieme alla Santa Messa e successivamente si svolgono canti, balli e attività insieme. Infine si conclude questo momento insieme con il pranzo. Anche questo momento è molto importante perché per molti ragazzi il pranzo che si svolge la domenica è l'unico pasto abbondante che possono svolgere durante la giornata e diventa anche un momento ricreativo durante il quale passare del tempo insieme. La parrocchia di Don Damiano è molto grande e a volte siamo andati a fare messa ed oratorio anche in paesi a 2 ore di distanza come Sinai e Condorgaga. Fare oratorio è un modo anche per avvicinare i bambini più lontani e un modo che l'OMG ha per insegnare ai bambini, cercare di educarli a una serie di regole e anche per avvicinarli alla figura di Dio. È stato bello vedere la realtà dell'OMG, dell'operazione Mato Grosso proprio in azione, cioè il modo in cui si rapporta con le persone qui in missione, l'attenzione costante a stare insieme, a voler bene, a condividere. E l'idea di questa parrocchia è proprio il fatto che sia un posto sicuro e aperto a chi ha bisogno, che dona, regala non solo cose materiali come viveri o come medicine, ma anche attenzioni, tempo, ascolto, che sono tutte cose che noi non sempre siamo così facilmente disposti a regalare. Questo è proprio ciò che ci ha colpito principalmente delle persone che abbiamo incontrato, dai bambini più giovani fino agli anziani, ovvero l'accoglienza che ci hanno dedicato nonostante fossimo degli sconosciuti e i sorrisi e l'attenzione ad accoglierci sempre nel migliore dei modi. E un'altra cosa che ci ha colpito delle persone della comunità di Huacrachuco, ma in generale delle parrocchie che abbiamo visitato, è la loro forte devozione. Infatti i bambini fin da piccoli vengono istruiti alla preghiera, alla devozione e al rispetto della parola di Dio e nonostante tutta la fatica che abbiamo fatto in questi giorni fisicamente siamo riusciti ad apprezzare la natura, quindi i paesaggi che questo posto ci ha regalato. E infine molte delle attività, delle situazioni nelle quali ci siamo trovati sono stati per noi degli spunti di riflessione perché ci hanno portato a porci molte domande su noi stessi, sulla nostra fede, sul nostro futuro e sono stati degli spunti di provocazione che sicuramente ci porteremo a casa e che cercheremo di mettere in atto rispondendo appunto a queste domande, confrontandoci con ciò che abbiamo imparato in questi giorni. Elisa e Sofia ci hanno raccontato la prima parte del viaggio in Perù, che è stata nella parrocchia di Huacrachuco. Abbiamo vissuto appunto da domenica a domenica e poi il nostro viaggio è proseguito con la visita di alcune realtà dell'operazione Mato Grosso per conoscere meglio sia territori diversi, esperienze diverse, ma anche l'operato dell'operazione Mato Grosso. Siamo stati nella realtà di Huaraz, dove c'è una casa di accoglienza, una parrocchia. Siamo stati nella parrocchia di Pumayucay, dove in particolare c'è il seminario diocesano, che è stato sempre fondato, creato anche grazie all'opera dell'operazione Mato Grosso, dove abbiamo visitato anche alcune realtà di prossimità. Poi abbiamo visitato la parrocchia di Chacas, che è stata la parrocchia di Padre Ugo, il fondatore dell'operazione Mato Grosso, dove abbiamo visto l'opera soprattutto della cooperativa che lavora con i ragazzi nell'artigianato, sempre a sostegno delle missioni. E poi una realtà molto particolare, interessante e anche forte che abbiamo visitato è stata la realtà di Chimbote, questa grande città di 2 milioni di abitanti, lungo il mare, in una zona desertica, caratterizzata dalle invasioni, la gente che scende dalle montagne alla ricerca di fortuna in città, che si ritrova poi a vivere in situazioni
precarie, con tanti problemi sociali, in queste baraccopoli che man mano rubano spazio al deserto e aumentano la dimensione della città. Ecco, abbiamo così avuto modo di vedere realtà molto diverse, la zona rurale di Huacrachuco e la zona soprattutto cittadina delle invasioni di Chimbote. L'impatto anche emotivo è stato forte, perché siamo un po' entrati almeno in punta dei piedi all'interno di una realtà complessa. Abbiamo anche apprezzato molto l'operato dell'operazione Mato Grosso, alcuni preti, tanti volontari, famiglie italiane con figli che sono lì anche da alcuni anni e che si dedicano veramente con grande premura alle realtà così problematiche. E così è stata l'occasione anche per conoscere 3 figure dell'operazione Mato Grosso che in questi anni, dagli anni 90 fino al 21, hanno donato la vita. Giulio Rocca, padre Daniele, Nadia, che sono un po' martiri della carità dell'operazione Mato Grosso. Ecco, queste esperienze hanno lasciato una traccia, un segno in tutti noi, e così ascoltiamo quello che i ragazzi hanno da dirci, almeno con qualche battuta, su questa esperienza di Huacrachuco, ma che poi è continuata su queste realtà che abbiamo visitato. Sono Anna e la cosa che mi ha colpito di più del Perù sono i taller e le cooperative, che sono sostanzialmente delle scuole e poi dei posti di lavoro dove i ragazzi imparano un mestiere e poi lo mettono in pratica. E cosa mi porta a casa? Beh, sicuramente la condivisione e la potenza del gruppo, la forza del gruppo e la voglia di collaborare per un mondo migliore. Sono Miriam e faccio parte del viaggio missionario qua in Perù. Una delle cose che mi ha colpito maggiormente è il sorriso della gente che ti incontra o semplicemente dei bambini, uno di quelli veri, autentici, che te lo rivolgono anche nei momenti di maggiore difficoltà. Una delle cose che mi porto a casa è la semplicità, cioè la semplicità anche nei gesti quotidiani, che ti ricorda che per vivere una vita autentica appunto servono questi gesti di semplicità. Sono Angelica e la cosa che più mi porto a casa da questo viaggio in Perù sono le storie delle persone che abbiamo conosciuto, storie di vita vere, reali, sia di sofferenza ma anche di gioia, dei poveri che abbiamo conosciuto, ma anche dei tanti missionari che abbiamo incontrato lungo il cammino. Sono Sanchita e una cosa che mi ha colpito molto del Perù è la resilienza che hanno tutte queste persone, quindi la loro capacità di andare avanti oltre nonostante tutte le difficoltà. Mi ha impressionato molto la loro forza fisica, in quanto fanno lavori molto pesanti, portano cose di una certa massa e sicuramente una cosa che mi porterò a casa da questo viaggio molto bello sarà uno sguardo nuovo, uno sguardo diverso, riuscire a captare in un modo differente le situazioni che magari vivrò quando ritornerò nel mio paese e quindi diciamo anche l'obiettivo magari per diventare una persona migliore è cercare di lamentarmi di meno e essere comunque grata per quello che ho, anche magari nei confronti delle persone che ho conosciuto in questo viaggio. Sono Laura e faccio parte dell'operazione Mato Grosso e ho accompagnato il gruppo del Perù e sono molto contenta di queste settimane e mi porterò nel cuore l'aver visto proprio come la rete di amicizia, di fiducia che si crea tra i volontari e i ragazzi, poi costruisce quello che è poi il cammino educativo e anche di fede che si può vedere nell'oratorio, nelle parrocchie. Sono Paolo e la cosa che più mi ha colpito da questa esperienza sono stati gli incontri con le persone del luogo durante le nostre giornate e della loro accoglienza di generosità e semplicità.
e che seppur non avendo tante cose materiali da offrirci, il loro affetto è stato la cosa più importante. Sono Sara e da questa esperienza mi porto a casa lo spirito di resilienza delle persone e l'aver condiviso le diverse esperienze con le altre ragazze del gruppo. Sono Grazia e da questi giorni passati qui in Perù mi ha colpito il senso di fare le cose insieme. Alla base di tutti i lavori che abbiamo fatto, di tutte le attività, c'è sempre stato questo fare insieme, un fare con dedizione, con amore. E mi ha colpito quindi questo senso di comunità, aiuto reciproco tra le persone che abbiamo conosciuto qui, ma anche tra noi ragazzi. Quindi diciamo la potenza che c'è nel legame con gli altri. Questa è la voce dei partecipanti al viaggio. Ecco come possiamo raccogliere dalle poche battute che ci hanno consegnato. È stato un viaggio molto ricco, abbiamo visitato realtà anche molto diverse, l'impatto emotivo è stato forte, è stato molto interessante sia conoscere la realtà sociale e ecclesiale del Perù, sia anche conoscere l'operato dell'Operazione Mato Grosso. L'Operazione Mato Grosso, che è una realtà, penso tutti ne abbiamo almeno sentito parlare qualche volta, è un movimento che è nato negli anni 70 dall'intuizione di padre Ugo De Censi e che poi attraverso l'operato di tanti ragazzi, tante famiglie è cresciuto. È un movimento spontaneo che ha una fortissima attività qui in Italia di lavoro, autofinanziamento, che finanzia e sostiene le missioni nel Sud America, non solo in Perù, ma anche in Brasile, Ecuador, Bolivia. Però è un movimento che ha una fortissima presenza anche italiana lì in terra di missione. Una delle cose che personalmente mi ha colpito è proprio questa presenza così forte, anche numerica, ma anche che è caratterizzata da una grande dedizione, non solo di alcuni preti, come dicevo, ma anche di tante famiglie giovani che perdono aspettativa dal lavoro, qualcuno addirittura si licenzia per fare alcuni anni in terra di missione. Ecco, il Perù che mi ha dato l'impressione di essere una realtà molto ricca, dalla storia anche lunga, ma anche molto complessa, con delle povertà di tanti generi che hanno bisogno di essere affrontate. E l'Operazione Mato Grosso in questi anni davvero sta sostenendo e come una piccola goccia nel mare un po' alla volta sta contribuendo a una crescita e anche a una miglioria della vita dal punto di vista sociale, sicuramente anche dal punto di vista spirituale ed ecclesiale, ed è un'opera che davvero così fa rimanere ammirati per la grande dedizione e l'amore con cui è stata e sta ancora andando avanti. Ecco, vogliamo lasciarci con le parole e il saluto di padre Damiano Boffo, che è della nostra zona e di Fossalta Maggiore, parroco di Huacrachuco, che voglio ringraziare per l'accoglienza veramente splendida che ci ha riservato lui insieme con tutta la parrocchia e l'Operazione Mato Grosso, ma anche per la dedizione che in questi anni sta dedicando a quella terra peruana. Nel ringraziarlo, appunto, lascio a lui la parola e l'ultimo commento e ringraziamento. Ciao a tutti, sono padre Damiano, parroco a Huacrachuco in Perù con l'Operazione Mato Grosso. Volevo salutarvi a tutti, sono stati qui i ragazzi come viaggio missionario della diocesi di Vittorio Veneto. È stato 2 settimane molto belle insieme a loro, con lavoro con la gente, i più poveri, i bambini. Poi abbiamo visitato anche qualche missione nostra qui in Perù dell'Operazione Mato Grosso. È stato un regalo stare con loro. I giovani portano allegria, entusiasmo e anche nel mio cuore è arrivato entusiasmo e allegria.
Quindi grazie a tutti, ci vediamo. Ciao! Ciao. Abbiamo visto quindi il reportage direttamente dal Perù, abbiamo sentito dalla viva voce dei partecipanti, dei protagonisti, le emozioni che hanno provato e le avventure che hanno vissuto in questi giorni, e poi abbiamo sentito anche Don Lorenzo Barbieri, responsabile della pastorale giovanile della diocesi di Vittorio Veneto, e alla fine anche Don Damiano Boffo col suo ringraziamento al gruppo che ha partecipato a questa esperienza. Si conclude qui questo ciclo di speciali dedicato ai viaggi in questa estate 2025, viaggi resi possibili dalla collaborazione tra il Centro Missionario Diocesano, Caritas Vittorio Veneto e la Pastorale Giovanile della Diocesi di Vittorio Veneto, e noi con la Tenda TV vi abbiamo reso partecipi di queste avventure, di queste esperienze. Siamo partiti dalla Colombia, poi siamo andati in Turchia, ancora in Bosnia, in Zambia, ed oggi concludiamo appunto con il Perù, dove è stato possibile, abbiamo realizzato dei collegamenti in diretta, invece oggi abbiamo proposto questo reportage registrato. Grazie a tutti voi perché ci avete seguito veramente in tanti, e grazie a tutti i ragazzi che poi si sono prestati anche a raccontarci la loro avventura e la loro esperienza. Grazie ancora a tutti voi per averci seguito, appuntamento alla prossima.